Capogruppo della Lega Nord, Nicola Finco, qui a Palazzo Ferrafini, sede del Consiglio regionale. Un'importante approvazione che riguarda il mondo del lavoro e soprattutto i giovani under 40. Ecco, di che cosa si tratta? Nelle scorse settimane abbiamo approvato un importante provvedimento in Consiglio regionale per dare una grande risposta ai giovani che lavorano nel settore primario, il settore dell'agricoltura. Da oggi sarà possibile aprire fin da subito, fin dal primo anno, l'attività agrituristica, una deroga che è concessa a quei giovani che sono collegati al PSR, quindi i finanziamenti comunitari, che potranno integrare il proprio reddito della propria attività attraverso gli agriturismi. Gli agriturismi sono uno dei nostri principali motori dell'economia per quel che riguarda l'agricoltura, ma anche tutto il settore, diciamo, legato ai prodotti locali, prodotti tipici. I giovani stanno investendo molto su questo territorio, su questa nostra regione, sono moltissime le aziende agricole che stanno nascendo e ovviamente da parte nostra c'è tutto l'interesse affinché questi giovani possano sviluppare le loro idee all'interno di un tessuto economico ed imprenditoriale che gli dia ovviamente una mano anche sotto il profilo legislativo. Ecco, quindi questo significa che un giovane sotto i 40 anni può aprire un agriturismo quindi in quanto tempo rispetto al passato? La legge regionale prevede almeno 2 anni di impresa agricola prima di poter aprire l'agriturismo, invece da oggi sarà possibile iniziare questa attività fin da subito per i giovani sotto 40 anni, quindi è un'importante iniziativa a favore dei nostri giovani.